Eroi non lo so, in quel momento lì abbiamo solo reagito d'istinto, appunto perché io arrivavo da via, ho visto la mia famiglia che erano tutti quanti fuori, tutti quanti in allerta. In quel momento lì è stato puro istinto reagire così e cercare di fermare quello che è una cosa che non va bene. E quindi penso di aver fatto la cosa giusta, ecco, che mi sentivo in quel momento. Appena usciti dal pronto soccorso con le mani ancora doloranti, ci raccontano di un folle sabato pomeriggio i due ragazzi di 20 e 27 anni che hanno consegnato alla giustizia un 43enne senza fissa dimora in fuga dopo un furto in un'abitazione disabitata lungo via San Marco, a Campo San Piero. Non si considerano eroi, ma di fatto hanno compiuto un'impresa straordinaria. Allertati dai vicini di casa sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella che hanno trovato il cancello parzialmente aperto e la casa completamente a soqquadro. Proprio in quei momenti le urla dei vicini hanno indicato la direzione di fuga dei due sospettati, che si stavano allontanando a piedi lungo una strada vicina. Uno dei due, con uno zaino sulle spalle, era inseguito dai due giovani eroi. Io ero in ciabatte e quando ho dovuto iniziare a correre, correndo le ciabatte sono volate via e ho fatto tutta la mezz'ora di corsa a piedi nudi, infatti in mezzo ai campi all'asfalto ho riportato un po' di leggeri tagli e di botte, però diciamo che ne è valsa la pena perché siamo riusciti ad acciuffare il malvivente che era scappato lungo i campi. Dopo alcune centinaia di metri di corsa tra i campi, i due giovani, insieme ai carabinieri, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Il 43enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di furto in abitazione. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce, raggiungendo un'auto parcheggiata poco distante. Mentre il primo malvivente che è scappato in macchina, quando ha fatto la retro per scappare, io gli ero esattamente dietro e per la paura che mi investisse gli è venuto di istinto tirargli questo pugno al vetro che purtroppo mi è costata la frattura delle due dita. In quello stesso momento che lui era dietro la macchina, il malvivente ha inserito la prima per continuare la sua fuga, mi trovavo esattamente di fronte alla macchina, allo stesso modo anch'io per difendermi ho messo le mani avanti, ecco che lui partendo con lo specchietto retrovisore mi ha preso in pieno e mi ha riportato appunto la frattura del terzo metacarpo. La perquisizione del 43enne ha permesso di recuperare nello zaino arnesi da scasso e la refurtiva, due paia di guanti da lavoro, due torce elettriche, un cacciavite, un paio di forbici e tre oggetti decorativi in vetro rubati poco prima nella villetta. Per l'uomo è scattato l'obbligo di dimora nel comune di Cittadella e l'obbligo di firma quotidiana nella locale stazione dei carabinieri. Non ho provato paura perché mi è salita non rabbia, però ho sentito il dovere di farlo, che era la cosa giusta da fare e infatti quando ho visto lui partire ho deciso ok, vado anch'io con lui perché è la cosa giusta da fare e alla fine abbiamo preso l'unico malvivente, cioè il primo malvivente, però dai, ne è valsa la pena penso.